Primo obiettivo la riduzione del rischio, cardine del piano strategico regionale per la sicurezza sul lavoro, perché se è vero che gli infortuni sul lavoro negli ultimi anni sono diminuiti, sono aumentati al contrario gli incidenti mortali. I dati, commenta l'assessore regionale alla sanità Luca Coletto, ci dicono che per ogni incidente mortale ci sono 300.000 situazioni di rischio che possono essere prevenute e modificate. Il programma regionale per l'epidemiologia occupazionale ha calcolato che grazie alle azioni di prevenzione attuate dagli SPISAL dal 2012 al 2016 e alla conseguente riduzione dei fattori di rischio è stato possibile abbattere del 12% il tasso degli incidenti, vale a dire di evitare 4.000 infortuni sul lavoro, di cui almeno 3 mortali. Ma non basta, perché occorre intensificare ma soprattutto riqualificare vigilanza e controlli sui luoghi di lavoro anche attraverso l'implementazione degli organici degli SPISAL. La proposta qual è? Quella di assumere del personale in più, quindi andare a implementare di conseguenza quelli che sono i controlli a garanzia dei lavoratori attraverso l'impiego delle sanzioni che vengono erogate alle aziende. Il piano regionale per la sicurezza sul lavoro sta prendendo forma. Oggi il coordinamento degli enti preposti, di cui fanno parte Regione, Spisa, l'ARPAV, INAIL, l'Ispettorato Interregionale del Lavoro, Vigili del Fuoco e parti sociali, ha esaminato a Palazzo Balbi una prima bozza di obiettivi e azioni specifiche che fa sintesi delle prime proposte avanzate. Già entro giugno, annuncia Coletto, è prevista l'approvazione del piano formativo triennale per gli operatori degli SPISAL, promosso dalla Regione in collaborazione con la Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, ma tra gli obiettivi ci sono anche l'ottimizzazione delle risorse finanziarie, la semplificazione nelle procedure per le aziende e per gli enti preposti, più collaborazione e una migliore comunicazione. Fare cultura della sicurezza significa far sì che i lavoratori conoscano esattamente qual è il rischio a cui vanno incontro e quali sono le situazioni dalle quali devono, come dire, stare attenti, prestare maggiore attenzione. La bozza di piano strategico ritorna ora all'esame di tutti i componenti del tavolo regionale per valutazioni e affinamenti in vista del prossimo incontro previsto entro la prima metà di giugno.